Silvia Mazzetti, dopo la laurea specialistica in lingue, ha trascorso 3 mesi per uno stage nella sede RAI di New York. Andiamo a vedere com'è andata. Dei simboli di New York, qui c'è il cuore della città. Siamo sulla 47esima strada tra 7th Avenue e Broadway. Tornare a vivere a Brescia dopo 3 mesi di lavoro, di stage a New York presso la Rai Corporation può essere un po' strano, soprattutto perché questa città, la nostra città, è molto tranquilla, silenziosa, mentre New York è frenetica, veloce, è sempre al passo coi tempi. Tutto è alto, tutto è imponente, tutto è enorme e gigante, nulla è mai fermo, nulla dorme mai. Siamo al 25esimo piano, ci troviamo sulla 6th Avenue, la Avenue of the Americas, dove qui i giornalisti italiani, i migliori giornalisti italiani, lavorano. Ho fatto domanda per questo stage il 6 novembre, nella speranza che, dato che è il giorno del mio compleanno, mi portasse fortuna. A dicembre mi sono laureata della specialistica e pochi giorni dopo mi hanno scritto una mail dicendomi che avevo passato la preselezione nazionale e sarei stata chiamata al telefono per fare un colloquio in inglese per sapere se poi obiettivamente sarei stata presa o meno. Il 15 gennaio ho saputo che sarei partita un mese esatto dopo per New York, per 3 mesi presso la Rai Corporation a lavorare nell'ufficio corrispondenza, cioè con tutti i corrispondenti del Nord America della Rai. Questo è il Times Square di notte, a riprova del fatto che New York non dorme mai. Sono stata assegnata al TG3, ho lavorato con Giovanna Botteri e i suoi producer, David e Matteo, che mi hanno insegnato un sacco di cose. Seguivo Linea Notte, il TG3 e anche Chi l'ha visto. Oltre alla selezione delle immagini dovevo anche scrivere email, quindi gestire i contatti per organizzare le interviste, sempre ovviamente con la supervisione dei producer David e Matteo e anche di Giovanna. La mia giornata iniziava al lavoro verso le 10, 10 e mezza del mattino fino alle 7 di sera, poi c'era qualche eccezione, ogni tanto finivamo prima o altre volte più tardi, dipende da quello che succedeva, delle notizie, se erano più o meno importanti e anche dalla diretta di Linea Notte. La particolarità, credo una delle cose più belle di Manhattan, sono i locali sulle terrazze dei grattacieli, le cosiddette penthouse o semplicemente terrazze, dove si vede l'intera Manhattan e anche New Jersey a volte. Le viste sono mozzafiato e la musica è molto bella e l'atmosfera di New York è qualcosa di elettrizzante, un'energia pazzesca. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, noi vi diamo appuntamento come sempre la prossima settimana alle 20:30 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.